Benvenuti a Fabi TG, appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dei bancari. Veneto Banca ha firmato, grazie a un'iniziativa promossa dalla Fabi, un accordo sulla previdenza complementare. Firmato in Veneto Banca un importante accordo che valorizza la previdenza complementare. Per quest'anno, infatti, tutti i lavoratori dell'azienda potranno effettuare versamenti di contributi volontari aggiuntivi nel fondo pensione con addebito in busta paga. Oltre ai risparmi fiscali derivanti dalla deducibilità dei contributi versati a favore della previdenza complementare, ciò consentirà di abbassare il reddito di lavoro dipendente e quindi anche il reddito complessivo per ottenere diversi benefici. L'azienda fornirà le indicazioni utili per fruire di questa opportunità e le richieste dovranno essere rivolte all'Ufficio Amministrazione del Personale entro e non oltre il 10 dicembre 2014. Ma sentiamo di cosa si tratta nell'intervista al coordinatore Fabi Veneto Banca Giuseppe Algeri. Come nasce e cosa prevede l'accordo? L'accordo nasce per volontà della Fabi, da uno studio che abbiamo effettuato anche con il prezioso supporto di Vincenzo Saporito del Dipartimento Welfare. Cosa prevede? Prevede un'opportunità per diversi colleghi, attraverso la previdenza complementare, di ottenere benefici fiscali. Effettuando un versamento con addebito diretto in busta paga, ad esempio, l'imponibile si abbassa, permettendo a qualche collega di rientrare nelle fasce di reddito che permettono di beneficiare del bonus di 80 euro introdotto dal disegno legge di Renzi. Altri colleghi invece si vedranno aumentare l'importo degli assegni familiari stabiliti per legge di anno in anno, e altri ancora l'anno prossimo potrebbero vedersi applicare il regime di detassazione sugli straordinari o su un eventuale premio di produttività, che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% e che la legge del dicembre 2012 ha disposto venga automaticamente rinnovato anche per il periodo gennaio 2015-dicembre 2015. Qual è l'importanza dell'accordo? Ancora una volta è il sindacato a suggerire all'azienda una soluzione a costo zero e senza incidere sul conto economico. Permetterà a diversi colleghi di mettersi in tasca un po' di euro in più, e in un periodo di crisi come questo crediamo che farà piacere a molti. Arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione dedicata ai bancari. Grazie per l'attenzione e buona serata.